Thomas Randon si chiude con un pareggio il girone di andata del Charlins. Ti chiedo innanzitutto se ti soddisfa il punto e se ti lascia quanto amaro in bocca l'occasione al 90° di Zarrillo, che forse poteva consegnare i 3 punti. Ma il rammarico sì, sicuramente è l'ultima azione di Zarrillo, che sicuramente poteva andare nel miglior modo. Detto questo, che mi soddisfa, il pareggio fai sempre fatica perché è una mezza sconfitta. Nonostante questo la squadra ha fatto molto, si è impegnata tanto, ha giocato a calcio, ci ha provato, purtroppo in questo momento va così. Va così, non vanno benissimo neanche i risultati sugli altri campi, perché il Mori dietro batte il Portogruaro, si gira penultimi, non certo quello che era pensabile a inizio stagione. Beh no, sicuramente. Se pensiamo a quello che era all'inizio della stagione, niente è impensabile, né il penultimo né il terzultimo posto, quindi questo secondo me è un po' relativo. Adesso cerchiamo di caricare le energie e prepararci per il girone di ritorno. Quale sarà il programma adesso durante questa festività, durante questa pausa natalizia? Allora sicuramente ci ritroveremo domani per fare un po' il punto della situazione dopo il post gara, dopo saranno liberi fino al 27 dicembre, poi ricominceremo con il solito programma di ogni giorno, intervallato da amichevole. Detto questo, il 7 gennaio saremo già di nuovo in campo. Si riparte da Montecchio, bisogna ripartire per provare a vincere più partite possibili. Noi andiamo in campo sempre per vincere, quello, come hai detto tu, il punto soddisfa, non soddisfa no, perché come dico è una mezza sconfitta, quindi soddisfa relativamente, alla fine è andata così, adesso concentriamoci sul ritorno sapendo che ogni partita che faremo dobbiamo andare a cercare i 3 punti.